Coach Tubertini, non è bastata comunque una prestazione molto attenta, molto di tensione, no? Anche emotiva per entrambe le squadre. Alla fine cosa ha avuto di più Padova? Ma insomma, parte un po' il primo set d'inizio che ha concesso parecchio col servizio, è stato molto costante, ci ha messo insomma, sotto pressione col cambio palla. Abbiamo fatto insomma, 2 set dove non siamo riusciti a tenere con continuità un buon livello d'attacco, la ricezione insomma, non era proprio bellissima, però siamo stati lì, abbiamo reagito, insomma un set siamo riusciti a portarlo a casa, al quarto set loro hanno fatto un po' meglio di noi sulla fase break e i numeri lo dicono alla fine che per poi il loro è superiore al nostro e lì ci sono stati un po' superiori. Il nostro attacco rispetto al loro muro difesa oggi è stato un pelino sotto. Guardando il bicchiere mezzo pieno, cosa le è piaciuto oggi e da dove si deve ripartire per le prossime sfide? La reazione era una partita che poteva spegnersi, invece siamo riusciti a riaccenderla, quello era un segnale positivo, la battuta è una cosa che, insomma, che con Sora ci aveva girato un pochettino di più, poi oggi ha avuto un buco in mezzo abbastanza importante, poi alla fine l'abbiamo un po' ritrovata, dovremmo riuscire a tenerla con un livello un po' più stabile per tutto il match.